Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica La partita della settimana. Insomma, questo fine settimana cade il 29 giugno, che è la ricorrenza dai 25 anni di quel Italia-Olanda, la semifinale di Euro 2000, che è stata una delle partite più emozionanti per i tifosi italiani, credo anche per i tifosi olandesi, anche se per motivi diversi. Insomma, quella semifinale resta ancora oggi una delle partite più che hanno unito di più i tifosi italiani, ma soprattutto una delle prime volte in cui l'Italia riuscì a vincere ai calci di rigore una partita degli europei o dei mondiali. L'Italia aveva giocato fino a quel momento, l'Italia di Zoff, un ottimo campionato europeo, una bella Italia anche piacevole da vedere, da ammirare. Aveva superato brillantemente il girone con 3 vittorie su 3 contro il Belgio, la Svezia e la Turchia, anzi la Turchia, il Belgio e la Svezia. Aveva vinto 2-0 contro la Romania ai quarti di finale, e in semifinale si ritrova a giocare all'Amsterdam Arena contro i padroni di casa dell'Olanda. Mi ricordo lo stadio completamente arancione, i tifosi dell'Olanda avevano tutti la maglia arancione, era una sorta davvero di muro arancione contro l'Italia. E la partita, insomma, è inutile che vi ricordi che cosa accadde. Fu un dominio totale degli olandesi dal primo all'ultimo minuto. Olanda allenata da Frank Rijkaard, Olanda molto forte, partita proprio per vincere quel campionato europeo. Ad un certo punto l'Italia resta anche in 10 per espulsione per doppia ammonizione di Zambrotta, e poi sale in cattedra Francesco Toldo, eroe per caso, fu nominato così perché giocò gli europei al posto di Buffon, che si era fatto male prima dell'inizio degli europei. Toldo diventa il portiere titolare della nazionale, e quell'Italia-Olanda del 29 giugno diventa la sua partita. L'Olanda usufruisce di 2 calci di rigore durante la partita. Il primo lo sbaglia De Boer, che si fa parare il rigore da Toldo. Il secondo lo sbaglia nel secondo tempo Kluivert. Io mi ricordo che ero da solo a casa con mio nonno, vidi la partita insieme a mio nonno, e mio nonno mi ricordo che diceva: ma noi non la tocchiamo mai la palla. Effettivamente l'Italia rimase nel suo bunker di difesa per quasi tutta la partita. Secondo calcio di rigore per l'Olanda, tira Kluivert, Toldo spiazzato, palo. Quando prese il palo Kluivert, sbagliando il secondo rigore su 2, io iniziai a pensare che forse non era una giornata proprio sfortunata per l'Italia, però c'era ancora tanto da soffrire. L'Olanda voleva a tutti i costi non arrivare ai supplementari e ancor meno ai rigori, perché queste partite dominate, se finiscono ai rigori, poi spesso e volentieri riservano brutte sorprese. L'Italia non fece nulla. Io mi ricordo soltanto ai supplementari un'azione in cui fu lanciato in profondità Marco Del Vecchio, che non aveva proprio nella progressione la sua dote migliore, non era proprio un contropiedista, e mi ricordo l'urlo di Bruno Pizzul: vai Del Vecchio, e fu l'unica occasione veramente da gol per l'Italia sprecata. E poi si va ai calci di rigore, e i calci di rigore furono qualcosa di incredibile. L'Olanda continua questa maledizione dei rigori di quella partita, dopo averne sbagliati 2 nei tempi regolamentari, ne sbaglia 3 ai calci di rigore, e De Boer sbaglia nuovamente contro Toldo, glielo tira praticamente nello stesso modo, anzi più centrale. Poi lo sbaglia Stam tirando su Marte praticamente. L'Italia fa gol con Di Biagio, che si vendica del rigore sbagliato nel 98 contro la Francia, con Pessotto, con il famoso pallonetto di Totti, il rigore alla Panenka o alla Vialli di Francesco Totti. E poi sbaglia Maldini, che non era propriamente un rigorista e che avrebbe potuto dare la vittoria all'Italia direttamente, invece se lo fa parare. Segna Kluivert
per l'Olanda, l'unico rigore che riesce ad andare a segno per gli olandesi, e poi c'è l'ultimo rigore che è quello di Bosvelt, tirato malissimo, parato da Toldo, e c'è i giocatori italiani che esultano e vanno ad abbracciare il portiere che aveva ancora la mitica maglia grigia con pantaloncini neri, maglietta che è stata storica per il portiere dell'Italia per tantissimi anni, per decenni. Credo che sia stato l'ultima edizione di mondiali o europei con la maglia grigia e i pantaloncini neri per il portiere, e l'Italia va in finale, meritatamente o immeritatamente, questo non si può dire, non lo sapremo mai. Certo è che tanta della fortuna avuta in quella semifinale contro l'Olanda purtroppo l'abbiamo pagata poi nella finale persa contro la Francia a Rotterdam il 2 luglio successivo, che è stata una ferita veramente tanto grande per tutti i tifosi italiani, ma che non scalfirà mai la gioia per quella vittoria a un certo punto inaspettata ai calci di rigore contro l'Olanda. È una, credo, delle 3 partite della nazionale italiana che almeno a me personalmente viene in mente. Se mi doveste chiedere a bruciapelo le tue 3 partite più emozionanti che hai vissuto della nazionale, tra le prime 3 io sono sicuro che ci metterei questo Italia-Olanda del 29 giugno del 2000, semifinale di Euro 2000. Il giorno prima si era giocata Francia-Portogallo, era stata una partita altrettanto emozionante per altri motivi. Il Portogallo aveva segnato con Nuno Gomes e la Francia aveva pareggiato con Henry, e poi era arrivato il gol ai supplementari sul rigore di Zinedine Zidane, che aveva portato la Francia in finale. E la Francia, dopo aver vinto i mondiali del 98, vincerà anche gli europei del 2000. Ma vi ripeto, quell'Italia-Olanda, a prescindere da come sia finito poi quella manifestazione, resta ancora oggi un'emozione incredibile per tutti i tifosi italiani. Mi faceva davvero piacere condividere questo ricordo, che cade appunto in questo fine settimana del 29 giugno, a 25 anni da quella bellissima partita dell'Italia di Dino Zoff. Non bellissima dal punto di vista dello spettacolo, ma insomma molti all'estero titolarono vittoria all'italiana. Insomma, noi questo sapevamo fare in quel momento, quello siamo stati costretti a fare in quella partita, ma quella volta ci è andata bene e per una volta abbiamo vinto ai calci di rigore, finalmente. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. La prossima settimana vedremo quale partita portare. Certo, luglio inizia a essere un po' complicato, ma penso che porterò qualcosa anche di qualche amichevole, di qualche torneo estivo, così andremo a ricordare anche qualche torneo estivo che ci faceva piacere guardare, anche perché c'erano poche partite da vedere nei decenni scorsi, negli anni 90, inizio anni 2000, e quindi li guardavamo anche volentieri. Oggi onestamente guardare dei tornei estivi non dico che mi deprima, ma comunque non mi appassiona. Ecco, il mondiale per club credo che sia una delle cose peggiori che il calcio moderno abbia partorito. Mi è capitato di vedere su Instagram e mi maledico per aver aperto ovviamente il post in cui l'arbitro spiegava il perché stesse prendendo questa decisione con il VAR di espellere un giocatore, ma non è che spiegasse il perché. Con il microfono ha tirato fuori il cartellino rosso e ha detto number 8 red card. Lo vediamo, hai espulso il giocatore numero 8. Cioè, questa è la classica americanata che ovviamente avvicina gli americani, che sbadigliano e si ingozzano di porcherie durante le partite, ma che allontanano dal calcio i tifosi che soprattutto europei, ma credo anche sudamericani, che hanno un'altra concezione del pallone. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, commenti e ricordate anche voi dove eravate. Ecco, ditemi dove eravate e che cosa facevate durante quell'incredibile Italia-Olanda di Euro 2000.